a c'era da rubaconi, faccia di truda. T'ha mangiato robani di pagna, ma la sorte che t'accompagna. T'ha mangiato la confittura, ma la sorte che t'accudia. T'ha mangiato i macaroni, t'ha cagato i pantaloni. Oi 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 ya. Oi 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 ya. Sono faccia di truda e mi ne vanto, ma te non ti va manco lo Camposanto. A te non ti va manco lo Camposanto. Sono faccia di truda e mi ne vanto. T'ha mangiato robani di pagna, ma la sorte che t'accompagna. T'ha mangiato la confittura, ma la sorte che t'accudia. T'ha mangiato i macaroni, t'ha cagato i pantaloni. Oi 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 ya. Oi 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 ya. Ommine come te, vinneira comuna. Ommine come te, vinneira comuna. Lo frutto di l'amore non è una puglia. T'ha mangiato robani di pagna, ma la sorte che t'accompagna. T'ha mangiato la confittura, ma la sorte che t'accudia. T'ha mangiato i macaroni, t'ha cagato i pantaloni. Oi 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 ya. Oi 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 ya. Tiraggio di tanzora, chi sei fea e tiro di cavallo, faccia di trea e pa' finire a fora ti prego un tesi, se sei un uomo vero pagati i pesi. T'ha mangiato robani di pagna, ma la sorte che t'accompagna. T'ha mangiato la confittura, ma la sorte che t'accudia. T'ha mangiato i macaroni, t'ha cagato i pantaloni. Oi 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 ya. Oi 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 ya. Buonasera a tutti, ben accattato sai, questo appuntamento culturale che ogni tanto facciamo in Ossi e non solo, per valorizzare la lingua sarda, la tradizione, ma pure per valorizzare il suo paese nostro di Ossi, l'abbiamo fatta in Santa Roca, in Carreligheia, in Santa Vittoria e è un sonore dello Fagarino che proprio su Siccona, la ramo della Sardegna. Sa chi non rappresenta più di tutto che sono raghe che si identità nostra della Sardegna. Noi ringraziamo il comune di Ossi che ci ha dato la possibilità di fare questo evento. Ringrazio Saprolocco che ci ha dato la Cadrea e ringraziamo la Pegaso, la cooperativa che ci ha dato pulito sul luogo la poter fare questa serata. E poi dobbiamo ringraziare me da altre persone, se però lo facciamo man mano che andiamo avanti. Come abbiamo l'assessora alla cultura di Ossi, Maria Franca Campus, capitata a altri impegni, quindi la chiamiamo pure prima di tutto, facciamo un applauso. La ringraziamo a Maria Franca che ti saluto e coordinando tutta l'associazione di Ossi per non essere un feghe badinosa con una parte una sattara e quindi la ringraziamo un po' questo trivaglio che fa tenne. Ciao. Grazie a voi, sempre delle testimonianze importanti che date. Il luogo oggi è un luogo simbolico. Oltre al nuraghe abbiamo la Casa del Pane che è laggiù
che è il simbolo anche del comune di Ossi, che è presente nel nostro gonfalone. Il pane che è il simbolo della vita in pratica e che ci ricorda quello per cui voi vi state impegnando tanto, cioè l'importanza delle radici. Continuare a mantenere in vita quelle che sono i nostri semi più importanti, quindi la lingua, le tradizioni e i valori anche della Sardegna. Siete una testimonianza importante come associazione, vi state impegnando tantissimo, io vi sosterrò fino a quando mi è possibile e sono felicissima di potermi arricchire del vostro patrimonio linguistico, perché purtroppo, come già detto altre volte, non sono una che parla il sardo, ma a me piace tanto ascoltare le poesie e anche i discorsi in lingua sarda. Quindi vi auguro una buona serata di serenità, di cultura e di arricchimento personale. Grazie a voi. Grazie Maria Franca per la sua presenza. Come posso avere la Rosa e a Dolore che salutano, chissà pure, e poi cominciamo la serata. Buonasera a tutti, bene agattauso. Oggi se ste toccato un addio non va bentosa, ma a volte sa consuento si va in te cosa buona. Si pentulaia da quando caia vento, quindi è un scomento noi. Grazie a voi siete in noi, buon divertimento e luego si vede su no, si passo Dolores. Benvenuti a tutti, salute e benvenuti a tutti, benvenuti a Ossi, a suoi poeti che non raggiungono sempre delle tribide atteso, su più su atteso forse è Francesco che arriva da Eurosei. Benvenuti da suo entuvrico che non ha pagato da Gusalli e Carla e Feas che non ha portato veramente in difficoltà. Come cominciamo con sei leggere delle sei poesie. Ed io comincio a chiamare i poeti e cominciamo proprio da Francesco Rosso che si nova con la Zumeo. Non è organizzata ancora, dunque l'hanno usata in avanti e tanto passiamo sul primo poeta di Ossi, Antonio Ruglio. Prego Antonio. E augurio a Antonio che è diventato babbo dicioso. Questa la dedico appunto vedo susito a Samandresa Giua. In cui ho seso ighinato, testimonia un'oraggia casa storia. Chi fa edda de uno popolato, chi lasciato a segnosa memoria. Esemplare ancora oggi misterioso, manufatto di antichitate. Mi dimando ancora oggi curioso, quale bistata sia sa sua utilità. Formato con petra possentes, che una traccia de cachina per una. Fregato dai uomini valentes, chi in conquistas fatto an fortuna. Sitto due d'importanza culturale, con furro de armas e armaturas. Resistis forte abbe temporale, dominente campos e pasturas. S'archeologa ferrarese Cerutti, campagna de cava d'avviato. Nende abbiamo molteplici contenuti, che intatta ripogliane esaminato. Sa terra, a saluga attorrato, brunzetto e lama de busceddo. Ceramica a pago frammenteddo, che museale salan collocato. Sa musa, sinno che m'han battezzato, con sacrennemi a sa sarda poesia. So verso che tu m'hai ispirato, fruttusunde sa mia pura fantasia. In mezzo a tanto colorito fiore, che adornan bello su tuo giardino, sa prenda mia piena de lugores, naschi del pacchi da te cinsino. Grazie. Grazie Antonio. Come proseguiamo su contro un poeta di Cotronzano? Prego Pierino De Villa. Aspetta un attimo, sta scrivendo. Non la stai componendo come in diretta,
oggi sono Uraghe. Sentite come? Sì. Vicino a Sonuraghe ho fatto la poesia. A Sonura di questo antico Uraghe, simbolo e banto della sarda terra. Restito tempesta, si un stipe guerra, icona è diventata in segno di pace. Disaura il suo tempo si è superato, caldo d'ordio e fritto e glaciale, sa sarda pedra ha resistito a ogni male e sa bella Sardegna tutta una tornata. Adesso poeta si è stamentato in questa bella fosa e turca serata, sa mia poesia ad essere dedicata che su antes la nostra terra ha diventato. Ma non grazie a pure al simbolo, però si impegno leato della cultura. Più che in banno sarà mai situata, non sia da suo primo, e ness'ultimo e nessun solo. Grazie Pierino. E restiamo su i nostri e convido a recitare a Peppino Donaera, da poi da Rivenne. Forza Peppi. No, devo poi Che ne paga su spettatore e basta. Da voi magari. Da voi, va bene. Tutto timido sensi sono. E danno convido a Giuseppe Cupetto, sempre recente i nostri. Prego Giuseppe. Buonasera a tutti. Adesso 2003 sono stati noi sui cantieri del suo comune e abbiamo fatto il capo, da voi purtroppo non si è fatto nulla. Da vicino minore ha sempre inteso parlare di Sonuraghe. Sammento oi su lontano 2013 ha parlato base al suo cantiere comunale diretto da archeologa Maria Solina. È stata un'esperienza di allegria e contentezza. In anno passato fu di Sonuraghe campagna, non fu di commente oi che restaia fuori da saída de Ossi, come è intro saída de Ossi. Sadamo su una facca su Sonuraghe, dalla punta di Sonuraghe nominata. Saída de Ossi, su panorama che si vede da Sonuraghe è un incanto di pura bellezza. Grazie. Grazie a Giuseppe Cupetto. Francesco è pronto. Prego Francesco, atteso il microfono. Sempre salute a tutti. Grazie. Dato che siamo in questo ambiente di Sonuraghe, io collego Sonuraghe. Non fit andato all'università su sardo antico, non ha lasciato iscritto, ma ha lasciato una eredità di Sardegna che vieste in ogni sito. Sopra dei spuntoni scarabento, millennios non l'hanno intaccato, simbolo di Sardegna, monumento, patrimonio UNESCO diventato. Fini 7-8 mizza costruidos, archeologos hanno studiato e ancora non bisogno resesidos a dite inadibidos in passato. Quien era fortezas pro difesa, quien era puntos de avvistamento, iscriven in sa scarta sopramesa, ma non abbiamo nulla di riferimento. De scoperre qualcuno si spera, in questas pedras astrintas che punzo, in ue costruida e stunera de sol bronzettos e sera e su brunzo. Eppure, con suo antico e residuo a fare gigantesca ristruttura, a seres en a mezzo scostruido, chi spanta solo a vide sa figura. Gais unos os sardos centenarios, fortes que rocas de doña Nuraghe, in ue giran sordos comentarios a mano astrinta, chi donan s'apaghe. Però bon le lego un attimo, possa Sardegna sempre,
Hélices eólicos. A poto. Legge. Solamente que nos quieren sporcar esa sardina que en costas palas eólicas e panelos o fotovoltaicos. Está prescrito dai montes às costas de mare, única extenso mundo a belleza. As rocas de granito e de calcare, da esa natura mostras a grandeza. Da hospitalidade de aprezare a sabona coquina in ogni mesa. E sbenni dos estranhos a comporare per non spondere noi a sa bruttezza. Pare rughes in su monte Golgota, vestine al lutto d'ogni pianura, che non sono battine sul progresso. Sardos, che prato bello entrano in lotta, dai su Campidano a Sagadura, non lo querimus no, così interesso. A su monte Limbara e Gen Argento, sos eliches li vaghen de ornamento. Grazie. Grazie Francesco. No, da voi faremo un altro giro con sei poeti, logicamente. E come convido a recitare a Gavino Marmillatta. Prego Gavino. Gavino arrivi da Ittiri, giusto? Un Ittiresu. Gavino, noi bene dopo leggere una poesia come te, sosatro, ma un indovinzo, come si chiama da in sala? Il divinzo, che è l'indovinello. Quindi come lascio sul microfono a Gavino e può narrare un indovinello in poesia, chi l'indovina gli regala da uno libero. È una maniera come te un'altra, può giocare denanti sali basarla. Buonasera a tutti, sempre un piacere a non sciappare e stasera ho pensato di ponere in premio un libro a chi è a primo indovina da Siti Vinzo che Bonnaro come è un'ottava naturalmente su primo che l'abbiamo fatto in un'altra occasione in Saramonte se non mi ammento male e praticamente su chi ha la mano a primo mi può bloccare pure quando sto recitando questa poesia mi blocca da questo punto narada naturalmente se ti vinzo lì codeo ma lì che pure in questo caso tanto per questa giuria in questo caso Mariello se d'accordo incominciamo però prima devo narrare sul risultato a sus organizzatori. Quando Valente si è meravigliato e fa che finta e noi chirenuta. Sa di è bella più noi cuda se si presenta così accuvarato. Non la chicchesi in chelo e limpiato e ne si spigio e sabba con sa trudda. E se sa conca che giù che si nie a pago pensa sa e scurattie. Sadiona c'è del Manzano. No. Sa? No. Si querite la torro a ripetere, la ripetimos. Quando Valente si è meravigliato
e fa che finta e noi chire nuda. Sa di è bella più noi cudda, si presenta un cusacco parato. Non la chicche sinché lo inlimpiato, e né si spigio e sappa con sa trudda, e si sa conca che giù che sei nie, a pago pensasa e scorattia. La pioggia. Chi è l'ha nato? Cherino. E si sa conca che giù che si sa nuove, a pago pensasa e scorattia. Sì, Pierino. Bravo Pierino, complimento. Anche se fantasia. Tanto, questo è uno libro che ha fatto Teo, è una raccolta di poesia, una raccolta di poesia di poetas e tiresos, che è andato dove conosciutos e più poco conosciutos. Poi cada una raccolta di diccioso, impreatos in ittiri però. Se che cade se che arriva domani sulla Magna Lugani non la ciappate in questa raccolta. Sono diccioso che impreamos che hanno impreato in ittiri come a Dolumanno non ne sono imprende ma anche in ittiri. Devo continuare a los impreare. Ecco, che è andata 630 chimbe. Ma poco 20 anni a locchicare, persone anziane. E poi abbiamo fatto questa traduzione che avete dai Susato, Sodiccio, sino per una traduzione, si impegna pago, che pago a Dolumanno conoscere la lingua sasa, pure questa è un'occasione per fare dare, e tanto, essendo questa traduzione in italiano, più gente che ha disimpegnare. Non si intende? Sì. Quindi, come devo finire? È un'opera che ritengo importante perché è mantioso sia della poesia che della cultura sarda, pure su dicio, che è una cosa che è andando in pelliccione a Dolumanno. Su premio Pierino. Grazie al complimento per l'aver indovinato. Naturalmente andava a proporre in altre occasioni sempre un suo premio, si può andare bene. Grazie. Grazie a Gavino, Marbillatta. Si mai da voi cacattera la vuoi narrare? No. Cacattero. No, un'altra volta. Tanto da voi legge una poesia, dai. Bene, comunque devi adesso questo intrattenimento. Bene, Cicchia. Che devi adesso questo intrattenimento di Maria Teresa Virrighetto, un gafino a fiori da Tattari, però non si sente bene e non che punti da venire. E poi tanto noi abbiamo questo intrattenimento di Maria Teresa Virrighetto. Che devi adesso pure Manuela e Sara, non Luido, però abbiamo questo intrattenimento su un gruppo di Torritano, in Arada. E non rendere la serata poco più gioiosa con essa. Come te lo verrà la Cicchetto. Buonasera a tutti. Complimenti all'organizzazione, alla Simbolo, che pare che solo si è già decollato, anche se stasera c'è poca partecipazione, si deve dare risalto. Tanto che sono un sonetto del babbo che ha fatto su un uraghe e mi pare che è pertinente, dato il giorno Santasia. Su ditto lui è su un uraghe e narra muto, ghizzinietto, posto in alto pare sono gigante, esperiente tutto il suo movimento del suo salto. Che asese nulisco, so pensando a un forte antico, ad ogni assalto pronto, sus inimigos in settende. Si storia di te nel risalto, pare che
scusate, occhiali se quello più ancora. Pare si storia ti tenne di risalto perché ti sono secolo quende. Noi quando attento fundamentos, novidades a noticias importantes. Ne me mostras justos documentos. Presone fusti o tumba de gigantes, o punta beso e so combattimentos o forteza de antiquísimos regnantes. Fine. Come bonera un altro sonetto dedicato a Codronzaneso, uno sonetto descritto dai Francisco Soletta de Codronzanos, uno sonetto che ha descritto a Babbo nel 1988, pertanto come tanto pubblico come morto. Su titolo è Ammentende son mortos e lo gente son bios. A su poeta di Ossi Pedro Muresu. Ossi, da quando è morto Antonio Andria, genio dei poetica bravura, ereditato a, con giusta misura, un alterastro esarda poesia. E de Pedro Muresu sa figura, sa fama buona sua ancora esbia. Dessa nostra lontana gioventura, tenso un ammento tu in nome mia. Ed è questo ammento di l'invio cumplire questo gesto con amore, annos e annos in desiderio fio. Questo lontano ammento con onore includer l'asa e sarà raccolta tua catene dei poeti con valore. Grazie. Grazie a Cecchetto, da voi richiamiamo da legge cacattera e come Rosa gioca da denante sa poesia. Come si chiede con le poesie, gli tocca da Suetta de Codronzanos Capino Arca. Vai bene questo. Basso questo. Buonasera a tutti, saluto. È un onore sempre a bennere, a nos agattare tutti i vari, che sono amici e andare a scaricare poesia. Io questa sera ho fatto una poesia a sull'uracche, noi narramo un'uracche, il sardo, l'uracche, paga sterzinas, questo tutto narrano chissà te vidi, però non si schia mai, no, noi schiamo proprio la storia sua che hanno descritto e dai questo non lo fa che di immaginare, la gente lo visita, lo vede, però si contenta di questa fotografia e poi si cantano e il segreto se lo montano disse queste pedre che sono qui e tanto poi ho fatto questa poesia e l'ho intitolata Sul segreto del suo uraghe. Chissà quantas cosas tu hai spito si pedras ti han fai dare da quando non ti hai costruito. Si potevano vero raccontare sos millennios che has affrontato quanta risposta non solias dare. Su segreto has insinuato lo custodis en de ser geloso cus arcano non has mai svelato. Monumento sardo poderoso, ses che gigante sempre bardiano e sfidando su tempo sminetoso. In badde, monte, in su piano, maestosa impera, sa tua figura dominas da esalto sovrano. Pare che fettas ancora paura che in passato prossos invasores affrontende sa lotta più dura. Oi a trumas, sor visitadores, in paghe dai logos furisteris ti visitano mannos o minores. Ma due fieros es che aderis dell'orrezire d'indelea scura, su segreto però non li sofferis, resta serrato in sa pedratura. Grazie. Grazie Gabino. Come tocca a Maria Lardu de Ossi.
Questa poesia mia è intitolata non de su Porosururache, ma della picrita Sole. Sole, si sese a conca sole, poi sa conca di dole. Sole grogu e soludundu che su mondo. Su sole bello, lo disegna a pinzello e scalda su coro de su serio. No, e scalda su coro de sa gente seria. Pensa gaisamente, ogni dia è sempre presente. Illumina sa dia bella de sa primavera. Poi bene sa sera. Ti saluto e buonasera. Sole alto e luminoso, canto sei curioso e puro misterioso. Sole, tu sei remunito, ma poi a sa cua, tutto da naito, pone finza a fuoco a tutto su loco, sosoio de su sole, pare de una stella, bruciata sa cara, brucia da sa cara sa femmina bella, imponente su gelo, e poi falla ad un velo, ma non sempre se sei sincero, e questo lunare a nonna, poi te fu vero. Grazie, grazie Maria. E come De Anela, Luca Bulla. Grazie a Luca, perché ogni volta vedi uno sacrificio umano va bene a recitare poesia. Ti pompio sul microfono? Ok. Buonasera a tutti e grazie a tutti. Tanto, questa è la prescritta da dire, non prosa festa di Idda, intitolata proprio Festa in Vita. Zo fanno il fare da festa, che mallos e sardos cantos, lasso sospiros e piantos, e lasso sardier de tempesta, lasso onzi malumore, lei osa pagues amore, lei osa una companzia, e lasso onzi tribulia. E sigo contento andare, grazie amigos e companzos, il menticos ormalos affannos, tempos passau che zammentare, che in contentesa e tanta allegria, grazie a vostra companzia, fatto sonor de paghe amore, intonende buonos cantos a tenore, naro dai coro notte serena, de contentese espreno su coro, momentos che all'empio un tesoro, tenzo in como e stracca sa carena, mi bonzi sul letto a riposare, notte serena può scherza curare. Luigi di Parisi, che poi non si può trattenere di vincere a saccapo di questa die, logicamente. Si rende contento, se non si sa contento e lei sa giusta companzia, e dimenticando non si tribulia e aumento allegro non si momento, fattendo in non si logo sa passata, passa da un si mala temporada, la sente un si lacrime e pianto, ascolta il suo poeta un si canto, quando lei ha suo sonetto in mano, suona d'armoniosa, ascolta il suo poeta un si canto, quando lei ha suo sonetto in mano, suona d'armoniosa melodia, ballando sa bella companzia, suonatore a cantare si stessano e fa che sorzo fanno sballare, a metà sanno si è da sempre impare, la sente sa tristura su dall'ore e lende in mano sa che sa amore. Luca è uno dei spago giovani che si appenta a scrivere poesia e a recitare. Purtroppo io sono sempre troppo manno, cioè manno d'età Leonardo. E a Luca un ringraziamento vince spogusto. No, che poi è giovane Antonio rispetto a me. Antonio è più giovane. Con lei se gusta promessa di amore. Se mi des tristo e mutulano, ti pregonto e notta suonare. Allegro fa che mi donare, fa che mi torrare e tendemi due sa mano. Per lei a questa vita mia, pregamus a Dio e Maria.
Zurende non abbandonare, che ha fatto già una promessa. Saperaula se resta ben fissa, chi prosa vita da pamare. In saona in sa mala sorte, fino a quando non arrivi sa morte. Ma forse non tenze fortuna, si rende su mondo e sta in besse. S'amore non ti pone presse, ma prego e miro sa luna, e lasso onzi pensamento. Mi ponzo a scrivere contento e lasso onzi lacrime e pianto. Ma dai vostri anello in mano, non tenzo più espresse e ando piano, si rende campo dai suoi demanto. E soniende nella notte serena, un'asa a te incantata sirena. Grazie Luca. E grazie a Samigo De Luca che ti accompagna da sempre a tutte. E come vieni da recitare questa poesia, sempre De Ossi, Gavino Mura. Gavino da pubblico a Pustisi? Ah, tutto pensamentoso. Januario Dolore. Da poco prendio. Januario Dolore. Ah, ok. Domenico Mureso. Eccolo qua. Francesco Cambicano, non sta ancora arrivato, magari. Domenico Bessin si prepara da Gavino sul Rio Turritano da voi, per intrattenimento. E buonasera a tutti. Momentaneamente sono pago da Giusemenato. Ho chiesto di narrare, leggere, una poesia del babbo fatta per una giovane di Ossi che è morta in 48. Questa giovane si è di fronte a noi e fu di adesso in consetto santità. Me adesso qui sono in Bruzzo di Ossi, non credo che la manco conoscita. Ma noi ci siamo di fronte ed è proseguito tutto quanto andazzi di questa. Ha proseguito tutto quanto sandera di questo percorso di questa femmina, non tutta, sa finitia, capite? È morto su 48, lei ha 8 anni e fu trasferito a questa tomba di fronte uno a 2 anni. Però entrai in Bescia a noi questa femmina che fu il letto, Maria da una santa in una cappella. Sa mamma l'ha trattata come una poppia, una cosa meravigliosa, cosa che io non si tiene. E da che mossa babbo ha fatto una bella poesia, l'antica da chi? Ma questa malaita che fu in consetto santità veniva da Petrucasso a Biglia, poi si prega di questa festa, la prima visita che va a Frodainie, a Luca Ziratto. Capite, Luca Ziratto fu di una raia di su sopra fulmine di Ossi, tanto fu di tenta in consetto santità, e si prega solo, nonostante tutto la difficoltà è cagliata. E come può leggere questa poesia, la voce ballo può leggere una poesia per sonorare, ma questa la ha veramente in pensamento a fare, devo la leggere. Un po' che bascice, sono occhiali le poesie. A Luca Ziratto, se è vero che sono brunzoso, se è vero che sono brunzoso, da un avviso ti hanno sempre suonare che a Lucia innos per su celeste paradiso.
Microfono. Anima eletta, casta, via, esteso ad ala, a sull'ultimo orizzonte, la sendistigas e l'uguraia. Frimmo suolo in su divino monte, su tannue de rosa l'ana colta pro coronare sa nobile fronte. S'angelica filera si composta, in attesa e s'avvizzine figura, polivai s'inchinu, a bossa ossa. Con s'anima e lughia casta e pura, laudano saltissimo Signore, che è sti mondo e divina natura. Vittima blanda e orrendo dolore, fissa da che 8 anni in pena con calma, pazienza e amore. Adesso soffrire esa dura catena che gli venia al suo corpo legato, poi issa fissa die più serenas. Non ha mai salute disizzato, perché il suo corpo era godito, ma precaia contro il suo peccato. E in compenso del suo che ha patito, da voi da sua vita transitoria, sa grazia divina ha godito. O si conserva perenne memoria, che non ha vallo, chi ha più in vita, ma è via in soccheloso de sa gloria. De vita e carità de vi besfida, appende sempre a Deus, si speranzia, sa tre virtude l'han fatto guida. Su più che li rende di importanza, sono sodde che 8 anni di pazienza, infiorata in divina costanza. Invocando sa santa onnipotenzia, poi issa fin appena strutturanta, pronta e disposta a s'ultima sentenza. Sa sua indelebile sistiga s'hanno lasciato candido fiore che ha posto in sede santa eterna ligas. Silenzio soffrende a soddolore, la rendito giudeo infinito, e non disegnaia più favore. Ma mi rendesi spazio benedetto, ue non regnan sa anima vagas, contempla da canto Deus ha descritto. Pro sa sua 63 piagas, canto dolente se la lastima ia, issa gli rispondia, sono vagas. E a soscaro che la domanda ia, commenti a vivere ora cui amaras, gli rispondia, che non li voliano. Cadutus a persone in caras, prestai a costante audienza, sempre gentile e con sorriso laras. E a inevitabile partenza a suo mondo rosario serrato, illuminata di santa clemenzia, e spirito è trasmanato. Grazie Domenico. Sei sicura che non la legge da voi, Vado in particolare. Abbiamo fatto il funerale di questa femmina, non fu un funerale, fu una vecchia, vivo una carrella piena, e dell'ambogata con suo baule a beccio, l'hanno inclinato e l'hanno fatto una fotografia, che ha avuto una cosa fuori su comune. Lucia Ziratto, che se ne rea? Quanti anni sei che ne è morta? Quando è morta io da 43, 40 in bando. Però hanno delle sofferenze. Che 8 anni di sbattimento a letto, con 63 piaghe fissa, non si lamentaia mai. E sa mamma fu di una bontà infinita. Quando suo marito è qui da lavoro, che ha avuto un uomo che lavorava in campagna, un uomo di ONU, eccetera. Issa come lui dia benzina da lontano, andai ad incontro e le lei a sabbezzola, pizza e dammi sabbezzola che si distracco, cosa che non si dà in setta coppia di sicuro. Grazie Domenico per questa bella, triste ma bella testimonianza. Dopo facendo una chicca di Lucia Ziratto, sua mamma se ne era dell'Accana, di Nicoletta L'Accana, però da voi sono familiare non che fido io sono andare adelante e quindi mi soffrimmo. Però è una storia a me da... Però lo posso fare, capito, sul passato qui mantanno. E la non ti lo possono impedire. Bene, come questo è un momento del intrattenimento, abbiamo l'amico Costantino De Logo, di Voltodurre, Pinuccio Secchi di Voltodurre e Maria Rosaria Sanna, Isaburo di Voltodurre,
chi non cantano cantones allegri. Però prima che isso cominciano a suonare vogliamo a Teresa Muresu. Teresa Muresu che non legge una poesia del suo babbo, capitata buona che si è avuto un impegno, poi sono di impegno. Intanto isso si preparano. Teresa è figlia di Giacomo Muresu, già la si conosce, il suo gruppo poeta di Ossi, come te me di Ossi fu proprio Saida suo poeta. Forse per uno paese adappito poeta e come te la adappito Ossi. Giocavino Marmellata ha aumentato poeta di Itteri, due poeti, noi ne abbiamo aumentato te che 2 mesi fa che sei su Casablanca, andate a aumentare a 3 e da voi ci chiedono un racconto, fatelo un libro proprio adesso poeti di Ossi, di Derisi e sono veramente meda poeti, chi non fa che pensare che Ossi vuole Saida che haya più poeti se non ha in tutta la Sardegna ma nessi sul nord della Sardegna, in tutto il locutore. Prego Teresa. E questo è un bello primato, buonasera a tutti. Grazie. È sempre un bel appuntamento a Posa Catarinoche con questo bello evento organizzato dai Alasimbolu, Mario, Dolores e Rosa, bravissimo so chi tiene sa scusate questo microfono c'è un poco basso sì. Grazie Mario. Devo sapere leggere che poesia del babbo. Un attimino. Non si può trattenere perché ha troppo impegno e quindi sa chi deve leggere da voi, la faremo leggere tutta due poesie a non leggere. Allora tu su detto. Tanto poi leggo una poesia, comincio con una poesia che babbo gli ha dedicato a mamma, quando la conoscita, che quando si fu innamorato di mamma, insomma. Cominciamo con questa, poi ne leggo un'altra, poi te Satara è una poesia che babbo gli ha scritto su mese di Triulasa, quindi in pieno il Dio, e ora siamo entrati su stagione nuova, in il Dio. E quindi mi va che piacerebbe a leggere. Comincio prima con questa poesia che babbo gli ha dedicato a mamma, che non la conoscita. A Vittoria. Mi rende in su giardino sos fiores, su profumo tramanda da lontano, in samenu terrestre abitadore, che vaga de incantare ogni mondano. Bello sbindada de varios colores, uno è distinto, pomposo e galano, non si agatta da pittura né pintore moderno che indevinte de con sa mano. Itta è bella rosa fiorida, de tutto so fiore è serreina, suprema che regna senza gloria, de vanno svelluttata se fozzida, ti ha dipinto sa mano divina, reina esos fiores, ses Vittoria, Giacomo Muresu. Grazie, babbo Pumeda, innamorato di mamma e questa è sicuramente una, forse è la prima poesia che ha scritto quando la conoscita. Dopo che si conosciuto si è tornato a domo e infatti tio mio sono non una raia da lì. In questo periodo i suoi già sempre scrivendo, dopo che ha conosciuto a mamma. Come bo declamo questa poesia che babbo ha scritto in su mese di Triulas appunto del 2013 ed è un augurio un po' bella stagione. Cantate, 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 sempre serenos, quando su sole in mare che galada. Stanotte a rifletterno giamada, a fager de incanto sonnos pienos. Saera e de stellas ricamada, con sa luna, in sochelos amenos. Cantate in altus umile dono,
che arriva ora a Sempireu, in sazondas mandate su bello sono, e ringraziamo sempre a Dio d'ogni dia, vedete perdono, pro questa vita e pro suo mondo in treo. Giacomo Resu. Grazie Teresa. Grazie Meda. Perché il Babodoi crea da pure si riflette da Deossi l'obiettivo. Quindi voi vada a me da poesia di Babodoi, in più vada a cosa che ha raccontato Deossi, dei sei Deossi in cosa sanno. Sì, l'interpellaiana. Magari più adelante la batto e la raccontiamo che storia. Va bene, va bene. Grazie. Tanto grazie di essere venuta. Grazie di questo invito e vi auguro una buona serata. Vi saluto tutti con affetto. Ciao Teresa. Grazie. Como Pinuccio Secchi, Maria Rosaria Sanna e Costantino De Logo. Allora, noi veniamo da Porto Torres e ci fa piacere che questa sera siamo insieme a voi e facciamo delle canzoni insomma sassaresi e qualcuna anche con il vostro dialetto, logudorese e via. E ho sentito tante persone che non ci sono più, tante persone che... Quindi ho deciso di iniziare con una preghiera più che altro, cantata, Maria Reina, di Anna Maria Pugioni. Bravo, sì. Questa è a Doris Lontana, sempre
con la vostra lingua, dai, diciamo così, il logudorese. Fastidioso. Beh, ora ne facciamo uno in sassarese. Carrozza sassarese, chi se la ricorda? Quando andava a Sassari per fare qualcosa c'era una carrozza, andavano, una cosa e l'altra. Ho fatto anche un giro. Io sono fatto anche un giro in quei tempi. Giravi barazzi dai
poco basta, dai. Gaisa chi per questa poesia. Diciamo a Gavino Mura a legge questa poesia. La legge Zuniaria a Portoluca. Ah, sono scambiato le poesie. Sì. No, adesso sono in un gruppo di musica, secondo te non so potere, però ogni tanto una qualche poesia la scrivo, pensiero su. Allora, cantone contro la droga, sta attento a questa cosa che bisogna in tutto il mondo, importa che non c'è in tutto, ti paghi e sei contento, è la vita che paga. Che paga in tutto il mondo, chi gira in tutto. La droga è uno malanno che non abbia di faccia a nessuno. Calico, chi la paga a decidere è un onore, devo salutare l'allenatore. È un pensiero. Da quella era un'altra. Come chiamo a Cicchetto Mureso, così che è andato? Che è andato. Tanto chiama Giovanni Tedde. Che è Giovanni? Che la puoi stasera? A che? Tanto a sedere sul botto. Poi devi bene Roberto Nieto. No, che bene, tanto chiama Pinuccio Secchi. Pinuccio si lascia la può leggere tu, dai. Emanuele Sara che è 98 euro non si sente bene, quindi mi ha domandato di andare di cuia e quindi non abbiamo manco oltre proprio un zero di assenza giustificata, tutto un po' le persone che noi siamo bene. Gavino, lascia tu una poesia. Aspetta come la leggete, esatto Gavino. No, guarda che spento. Buonasera a tutti. Buonasera. Io recito scrivo in sassarese e recito in sassarese, però scrivo anche in logudorese, ma non mi sono mai lanciato con poco coraggio a recitare in logudorese perché non parlandolo non è molto facile leggerlo. Questa poesia è un po' fuori stagione perché parte dal presepio. Io ogni anno uso fare un presepio, così allestire un presepio in parrocchia con dei dipinti che sono un presepio abbastanza grande, per cui anche impegnativo, e tutti gli anni mi provoca inevitabilmente qualche emozione, qualche anche così meditazione. Questa è di qualche anno fa. Quella sera lì, mentre io finivo il presepio, ho messo Gesù Bambino nella mangiatoia e mi sono fermato a riflettere su questo bambino che, pur essendo Gesù uomo Dio, è sempre un bambino che è stato rifiutato, che non ha trovato posto per nascere, quindi è nato fuori dalla città. Ricordiamo anche che la stessa persona, cioè lo stesso Gesù Cristo, poi diventando grande con tutta la sua storia umana e divina, è anche morto fuori dalla città, perché gli antichi romani usavano crocifiggere i delinquenti peggiori e gli schiavi fuori delle mura della città, era il massimo del disonore. Però poi da qua io ho fatto alcune riflessioni, sempre riferite a Gesù Bambino, sui bambini, sulla sofferenza dei bambini nel mondo. Sono alcune situazioni che io elenco in questi versi che così in quel momento mi hanno suggerito queste riflessioni, però
ripensandola oggi, questa sofferenza naturalmente è molto di più, essendoci la guerra, per cui migliaia di bambini stanno soffrendo molto di più rispetto a quando io ho scritto questa poesia. Comunque non sono neanche da sottovalutare queste. La recito in logudorese. Fora dessa cittade, il titolo. Però come sto chiaro non vedo. Il suo presepio tappo ido rifiutato, nascende in una grutta in povertade, scarto dessa gente, fora dessa cittade, ma tres furisteri stana venerato. Ido una carita pedende bonitade in una copertina del giornale ingrato, so socio stuo ti mandano piedade, né uno pro egoismo ischisufatto. Tiro in sa carrella morto e fritto, in uno cartone invorigato a saccua, gente meda baidana in diretto, sa curpa, d'ognuno in domo sua. Io uno fusile in sa mano innocente, piscinetto soldato pro sa guerra, braccio armato, minoreddo e potente, pro occhire uno frado o ruire in sa terra. Posto da una inquinto una corria ferale, legata da intento maniaco e crudele, animedda destruida da malesa criminale, crescita in sodio de Caino pro Abele. Vittima incredula de abbandamento di una famiglia arrendi a egoismo, puzzone che ne nido e che ne abusamento, che è strazzo segato, prosso satteros diviso. Menigno de rua, de strada dolorosa, tan frimato con violenza sul sorriso, tan privato di una vita goza, se è sloppido troppo ghitto in paradiso. Anche l'innocente, abortito e rifiutato, accoglito in chelo, con divina bontà, proite uno in sarughe abbandonato, è morto protie fuori da sazietade. Grazie Pinuccio, da voi non le leggete un'altra. Bene, mi sarà poi chiamata al Cicchetto, si lascia un'altra, e tanto Gaffino Mura, Brescia non la legge una poesia. Come è pronto, non è bella. È tutto d'amore lo scrive, di amore. È innamorato. Amore core. Avvicinati però, avvicina. Questa poesia si intitolata Si sta di Ara. Sì, ora. Arrivate si sta di Ara, italiano del divertimento. Professore geniale che hanno buon comportamento. Sosallo, gente fiera, generosa, sia guardiana della terra, della marina, della coltera e montagninas. Da Cave Zusu a Caveglios, da Etate, da Cagliari a Nuvola Mala, si è tutta rispettata. Tutta la gente del continente e straniera sia ben trattata e congegnata di ogni maniera. E soffrire da soprattutto tempo sia rispettoso del luogo che a noi tanto cara, connota e sul pianeta per la bellezza della natura. Il stagione giusta per andare a mare, a nadare e poi tentare di acciappare, di si innamorare con pisello e pisella che si vogliono a simizzare. E come non mi detto che deve augurare i dotti si vogliono divertire, manno e minore, e si sono dotti in tre, e sa ballare e sa cortera, la sacotta de sos anglos, a sacotta smeraldina, finta sa riviera corallina, e a sacotta paradiso con un adioso e uno sorriso. Bravo Gavrino, bravo. Bravo Gavino. Bravo Gavrino.
Stiamo ascoltando a Salvatore Vinna. Salvatore Vinna esce dai Ittiri e non vuole leggere una poesia. Fa che parte di una compagnia teatrale. Questa per Asuna. Tanto la bene con il cuore caldo. L'importante è quello. No, l'importante è quello. Vedo che stasera sono poco tempo, sono ne legge una che ha vinto marmellata che ha che finito correre in questo libero, te non la queria ponnere, ma vedo che non capizzino so, già la potremo leggere. Noi brutta, la possiamo nata. È intitolata S'attrezzo, una cosa che ho fatto caia. Alla buona, chi lo chiama semplice strumento e chi è già procura avventura, chi lo chiama di sicco esammento, buono per fare un'effettitura, chi lo tiene sempre in pensamento, non si dimentica no questa figura, processa se su un gioco o un appento e lo gioca anche una creatura, a te ragiona si sta ben attento, ti lo vedi, se no fa che una fura. Lo mastratta, lo fa che un acchimento o l'imprea anche duca confettura. Fosse una che è pronto ad ogni evento, magari chi lo giutta d'ossatura, si s'arrabbia, diventa dirruento, sonfiada e in manna di struttura. Tanto è capace di fare il vento, proita è sempre pronto a s'avventura. Io sono time ne abba ne bentu e ne manco si bada calentura. Para sorrigia e il tende bei attento senza dolore di fare s'avventura. Intra del bese più del saccento e se li confiare sa passura de bello nobido raccontento fattende tutto con vera bravura magari si presenta il lento è coraggioso e non te ne paura è chiamato fontana e alimento che alimenta sa vita e sa natura canto giovine campa puruezzo li funziona sempre con l'attrezzo. Ne approfitto come urbane pubblicità impropria di Bugai. Successe di Triulas a Cargeghe faremo una commedia con questo gruppo teatrale. Se qualcuno può fare un brinco, si fa che due risate gratis, dai. Va bene, va benissimo Salvatore. Grazie a tutti. Bene, abbiamo finito su questa griglia dei poeti e cominciamo dai noi con Dolore Torra. Tanno torniamo a cominciare su giro con Francesco Rosso. Pronto Sese, Francesco? Questa esclamazione di Francesco sono in confronto a sedate, eia e oia. Lento ma non si prima mai, vero? Era. Non voglio tornare, salute a tutti. Canta sa sirena, a Pinteso cantende una sirena, sa famosa sirena de Ulisse, ma mi hanno nato, in hoyos non ti visse, caso resto esa vida passo in pena.
Fi troppo bello vedere questa scena, a Salvure esa nave mi han legato, a Bogenaro sega sa catena, viene saccando solo so restato, ma restato es incanto introsamente, su pensamento torna da inie, ogni respiro è dedicato a chi è, Sanenia più bella mi ha cantato. Mi sono addormentato in un momento, ho sognato un'isola famosa, dove crediano a mantesi cosa, tribaglio, amore e divertimento. Dopo 20 anni navigando in mare, mi queria firmare in questo porto, da Salvure, maestro, sende esorto e sa sirena sempre a mi cantare. Grazie. Grazie Francesco. La rosina. La rosina. Pensando a mamma, quando tranghende a notte non dormia, ha spinto su banzi che tirato, e tanto mi cantai su ninnia che mamma tua ti ha cantato. Mi ha snutrito che il latte de susino, mi ha scosito mantello sui vestires, non mi ha lasciato mai in suo cammino né inserrato tue proesires. S'amore tuo viso più smanno, canto a spattito pro aerea mia, su coro a strinto a ias d'ogni dia, ti mende a mia mi toccare danno. Mamma, sa più bella pro natura, sa mia che d'ogni essere vivente, quando manca sa mamma, sa tristura confonde d'ogni coro e d'ogni mente. Tanto sa lacrima sfalano a rioso, aumentando su bene più smanno, uno dovere pro su schisumbioso, si va che ricorrenza d'ogni anno. Grazie Francesco. Si è tornato Giovanni Tedde, che rimus intendere una poesia tua. Ormai non Buonasera. Buonasera a tutti e ben cantato. Per me è sempre un'emozione manna quando vostri poi questa bella serata sono organizzato da Sciossi e alla Sabolo, non riuniti un bel toppo di amicanza e una famiglia manna. Come stasera vi la giriamo su molto. Da io un po' sono per questa protesta del preazzo passato, che tutto il mondo dell'agricoltura europeo e sardo fidi in protesta. E tanto la televisione pure non sa dare notizia che vai a trattore 102, perché non lo conosce questo trattore, è un mezzo moderno, erano prima più visto boce, su giallo, su sarava. E come sempre a suo trattore per trovare a terra. E tanto trattore si no, trattore si no, mi penso è fatto un bello molto prolungato per quanto riguarda la suo trattore. Si ha questa pascescia di mi costare per lavorare. Mi leo su trattore. Mi leo su trattore. A ti hermosa Rachela, t'amo con vero amore. Preziosa bandela, t'amo con vero amore, a ti hermosa Rachela. Uno trattore nuovo, mi fa che girare su pensamento tuo. E lo che so guidare, su pensamento tuo, mi fa che girare. Quando assai fantasia, t'amo con vero amore a ti e nina mia. Mi cezzo su ciondere, cara mia colomba, t'amo con piacere, e lì sono sa tromba, t'amo con piacere, cara mia colomba, e guido su same, con amore sincero, che solo a ti è brame, con grande considero, che solo a ti è brame, con amore sincero,
e su Vordo Maiore, tu es Sareina, chi abbinchi tu in Samore. Su Valtra e Finlandina, chi abbinchi tu in Samore, tu es Sareina. E Miro Sulandini, Prode Rosa e Alma, Samore mai vini. In Santa Maria La Palma, Samore mai vini, Prode Rosa e Alma. Ma sei Fergusone, amata mia rosa, se frutto e passione. Sarroda portentosa, se frutto e passione, amata mia rosa. E su Nuova Olanda, solo per di mirare vonzo dovere a banda. Fiattagri in testa, pensando sempre a tie, pariata una fetta. McCormick travagliare, ponzo dovere a banda solo per di mirare. E su cingolato ti amo immensamente come ti apponato. E con tira potente, come ti apponato, ti amo immensamente. E retto a travagliare, canto coro mi tole, che te volossare. Grazie. Grazie Giovanni. Come convido a Antonio Ruglio, prego. La forza che per finza e fizzatura che di culla del lasero. E appunto che per fizzami come ho detto con una poesia che lei ha fatto candennare. Fizzamia se su sole, chi illumina sa vita, te ne manna sa mole, amorevolezza infinita. Su pianto pare canto, de rundini in verano, de domo se su anto, uno disizio realizzato. No abbabbo perfetto, tanto a pote imparare, pote infinito affetto, chi mai ad ammutare. Ma tu e sa guida, s'amparo più sicuro, mancare siete finita, ti ninna da duro duro. Quando rie contenta, mi piace di ti mirare, abbada se sei attenta, pare che fa faeddare. Mi vocica su coro, se ti intendo piangente, t'amo tanto e adoro, quando ti do son niente. Si può caso malobiso, fa che sei su sonno, Ica che fa cassiso, bitene sa nonno e nonno. Un mondo più rosa in suo futuro vizza mia, si è foglia coraggiosa, che male bada in saia. Non ti m'abbento avverso, sia in terra o in mare, afferra forte su disperto, tamu noi sa abbrazzare. Ammentati dai mamma, ad ogni ora te sa tie, poca vizza, buona fama, cuscio solo vedo a tie. Prego potta e sei bezzo, quando tappo all'assare, sul mondo si è in mezzo, che deve prosperare. Buona linna, buono frutto, ma ciò femmina chi sia, cantende bello mutto, che Maria ne sa fiat. Grazie. Grazie Antonio Ruglio. E come convido a Pierino De Villa, prego Pierino. Tanto dovremmo tornare e sono avventamata a Cosmonzano ed l'ho fatto invece a Ussi. In Sobatia Santa Vittoria in Ussi. Indeciso da che a Ussi mi su via, ma poi pensato, a te non mandare. Amico e poeta, mi a pagattare, che hanno apprezzare la mia companzia. Dove so schietta a ruga a crasto e che senza manco tanto mi impegnare a Maria di Ussi che si accontentare pure riumine maniale e non sono un mastro. Dos applauso, me lo smeriti sicuro, in questa bella ida tanto apprezzato. Mi sono sceso, oramai sono considerato che aggiummai mi sento di puro. Con suo amico, poeta ha reso omaggio a questa bella resistita manifestazione, provare simbolo grande soddisfazione che in tanta vita ha fatto sa coraggio. Grazie a voi sono sceso e alla simbolo ed è mai apprezzato, non sia su solo. Grazie Pierino. E come convido Giuseppe Cubeddu.
Freddo. Io sono abituato. Sant'Ubecchio apostolo patrono di Ossi. Ossi ogni anno fa una festa manna per Sant'Ubecchio, protettore del suo successo, per sappiata e carrera, con cantico, ballo, musica e pregatoria. Sa festa è conosciuta da gente di fora e straniera e da suo pellegrino per suo miracolo divino. Chiesa di antica mura, famosa per brittura e bellezza, e s'orgoglio di sua gente ossessa. O Sant'Ubecchio, lo apostolo, dato chi si sassare, danno sono un segnale. Rimedio pone a ogni male, chi vuole questo mondo in tribulia, fare sanare ogni malattia e finire ogni carestia. Pone pace in questa terra e fare cessare sa guerra. Sia manno che minore ti devimo sempre ringraziare e onorare. Sia manzano che a sera con una pregatoria. A te che sei su celeste paradiso, con uno adioso e sorriso. Invocamo la tua protezione ora e sempre. Grazie. Grazie Giuseppe. Ho fatto un burlo. E come chi Gavino Arca tenete una traposia leggere, da scrutare con piacere. Donaera? Luego, poi si chi scorica di arriva a casa. Tanto, e Sara ha poi fatto una poesia su Nuracche, come dopo fatto una per un pittore che ha fatto questo quadro, un quadro di una femmina, un quadro che è un nome misterioso che non ha dato mai proite vidi, e tanto la gente la baitaia tutta in una mostra e issa però non aveva mai nulla, l'ha poi fatto un ammento di tempo passato magari fidi qualche persone cara issa, qualche amore che è stato finito prima sora e ha fatto questo quadro e la gente immagina ancora chi è la baita il tipo di essere a chi l'ha fatto questo quadro e volano come una risposta che rende tante cose, tante ragioni che poteva essere stato, però stanno sempre pensando e l'ha fatto sul ritratto misterioso. Satella stende se io pintore su pinzello lei ha in mano e a sammento da tempo lontano gli dà sfromma, brio e colore. Su tratto comincia a frammare che sa mano tua di incanto, ma di firma dai tanto in tanto, pensieroso, attento in suo mirare. Pensando a suo lontano ammento che in sino te sei imprimito, tanto tempo la tua custodito, ma li dà sfida in questo momento. Ma forse questo viso delicato che in satella e slende colore fino un amore di tempo passato che ha lesato sicché fiore o una sorre a te mancata il suo fiore dessa giovania ma in satella la tua dorata quando sia sorridente ancora io ho vista mamma che ti ha nennato quando creatura in suo brassolo, poi che sul latte si ti ha dato, cantende di molto di consolo. Chissà, chi è questa persona, chi in satella si è immortalato, pare di una venere genone a suo tratto, con suo viso tanto amato. È frutto del suo tuo intelletto, ma si identità di noi svelas, per non miras, che in tanto affetto, che so io salutos che candelas. Immaginare vagas fantasias
a chi mira cosa meno viso mancare su misterio due nonnias di questa figura santa e paradiso. Deus ti ha dato su talento in sas manos chi yugas che tesoro, chi lo mira li treme su coro, così immagine provale a mento. Sas mente regiran tantas cosas e che mai risposas per sas aeras che candelizzos violas aurosas, bolas incertas, issas, bandoleras. Grazie. Grazie Gabino. Maria Lardo, un'altra. Come si intro che Maria si prepara, bene. Secondo me io pure ogni tanto mi dedico, mi appendo a scrivere qualcuna cosa, qualcuna poesia. Sta 3 giorni prorogando con suo computer mi si è giocato un po' di questa poesia che è in italiano, ma io come si da legge in sardo. Sto avendo una traduzione simultanea come si narra, quindi potete essere chi non mi sa bene meda. È una poesia a meta corsa, è un pensamento rivolto a sa terra nostra. Chi da sempre, da secoli, e oggi prudendo è una terra martoriata e sempre iscutta di ogni parte. È una cosa che questa terra io la tengo troppo a coro e mi dispiace me da ieri sempre sfruttata e maltrattata. Come provassi da leggere? Sta terra mia tiene un usco del mare, de mano suorata, de vede matta asciusto, de patente, de sole e de tripone. Tenia uno scudo di femmina sta terra mia un tempo. Innanti che iniziaia sa guerra, se il rio corria da sereno e in che lo volaia assai. Grazie. Maria. Poi c'è da leggere Maria e pure una. Non è. Una tela bianca. Deo appo una tela bianca, che Deo devo ancora disegnare. Qualche cosa mi manca. Canta cosa. Salute a illuminare. Pro la potete abbaidare e osservare, ponnere, aggiungete, casatela la devo pienare, se Deo la devo creare, isamente lo devo pensare, pro lo pote disegnare, ma più di tutto devo colorare e pitturare, gai sul foglio me lo devo aumentare, e che era finza ricamato, gai là poi scritta e poi dato. E non solo, bighere de suo moto, pro arrivare a suo noto, sadela, suo foglio, pro come è finito, in alto hai un'anfore, uno bello neto, sopra uno buzzone e bello rimunito, su tempo ancora non è finito, ascios a mano e custe su saluto, e puro, frimato, gaia e tutto l'ha podato. Grazie Maria. Gabino Mura? Non dell'altro. Dunque Francesco Gambicano ne venivo e Domenico Mureso. A salutare il sposato di Sara, quindi non voleva sa, li besavano che era ancora. Su guardiano, questo è un sonetto per sonorare. Dai alturas isolanas, adito in un area antico, imperiente, costera, baddes e terra pianas, che padrono guardia vattende. E Deo intanto vrimmo, sta pensando in tasa dessas epoca lontanas de minarrele, e ite si squende intro rappedratuas, tanto arcanas. Va trabagliato più di un esperto che c'è in traccia di antichità, ma c'è stato muto, frimmo in ie. Fino a Saoe non ha buca aperto a Nemos, né a sorre né a frate.
confida los secretos nessa mie. No, cioè gli andava a pomera, ma non so, pronta la legge. Bene, abbiamo finito sulla seconda griglia. Devo chiamare Peppino Donaera, non legge, un'ottava, magari un'ottava improvvisata, Peppino. Poi questo che giochiamo a pala. Non dovete rimagare male. Chi non rima, improvvisata con mala. Tanto, Salvatore Calvone mi ha mandato un sonetto quando fu morto Gigi Riva, annende che sa Sardegna fu in lutto. E io mi sono associato a isso, la verità, magari non sia tanto sportivo. Comunque, Naragoi, o è in lutto, sa sarda regione, e sa mattessa idea concepita, che manco deo ultimo su pallone, né mai ha proseguito una partita, ma Riva mi è bittato tutta vita una brava, simpatica persona, dai viseddo isamente imprimita e poi fissardo di adozione. Si è distinto come giocatore, ma la sua umana scalità se che uomini gli dà una salta insignia. Commente a sa Sardegna ha fatto onore, tocca da noi pure sardo frate, se dell'onorare che fido è Sardegna. Grazie. E tu un'ottava non la fai, Peppe? Dopo non cantiamo. A proposito di Gigi Riva, noi di Ala Simbolo abbiamo lanciato quando è venuto a mancare Gigi Riva, tutto il saldo, l'anno che fido sempre quest'uomine. Quindi abbiamo fatto un progetto di scrivere poesie in saldo dedicata a propria Gigi Riva. E hanno partecipato in me da poeta di tutta la Sardegna, sul libro che è arrivato e quindi come che Lughere lo diamo. In che Gavino Arca ha partecipato, Gavino Marmellatta e altri, o Pierino De Villa che sono introso libero. Bene, nella luce andiamo adelante e serramo la terza griglia e serramo proprio la serata poi con Pinuccio, questo trio turritano. Ci chiedo non da data, vero? Non la legge su una. Se l'imbaglio, no, non le leggo, la prova. E mi dispiace però che racconta questo bello progetto di questo libero. Che mi è venuto, adesso che sono presente. Buonasera. Sì, non sono accorto. Buonasera per la seconda volta. Intanto il suo progetto è Mario De Montis, è riferito a un libro, una raccolta di poesia che siamo fatti nei nostri a partire dal fine dell'Ottocento per arrivare ai nostri tempi, ai nostri ad oggi, diciamo. Pensando di fare un libro che andava sulle 100 pagine, già 170 pagine, lo stiamo chiudendo. Contiamo di presentarlo a settembre perché luglio e agosto riteniamo che sia un periodo di ferie, che non è il momento, abbiamo preferito prenderci un po' di tempo. Lo sforzo è, ci stiamo lavorando parecchio, abbiamo avuto la fortuna di avere nel gruppo Peppino Donaera, essendo un poeta ormai conosciuto in Sardegna, non solo ad Ussi, chiaramente ci ha dato una mano. Abbiamo messo mano ad alcune poesie, alcune cose, perché presentare una cosa che non era, come dire, una rima che non è giusta non va bene, no? Abbiamo cercato di aggiungere qualche cosa previa autorizzazione degli interessati, dei parenti, perché la maggior parte delle persone che hanno dato queste poesie i poeti sono morti, diciamo che sono rimasti pochissimi, e i parenti comunque sono stati autorizzati per eventuali ritocchi che sono stati fatti sempre a beneficio della poesia stessa. E comunque il lavoro lo stiamo concludendo,
e contiamo comunque a settembre di presentarlo su alla Casablanca, perché al momento pare che deve andare in manutenzione, pertanto i tempi di attesa sarebbero comunque dovuti arrivare a settembre. Non si potrebbe anticipare perché per una questione proprio di disponibilità del locale, eccetera. E comunque ci contiamo, perché secondo noi c'è lavoro, ma c'è spessore in termini di poesie, perché pare che siano circa una quarantina di ossesi che alcuni non li avevamo mai sentiti manco nominare, non li avevamo sentiti anche gli altri. È stata una novità, specialmente gente che ha scritto all'inizio del Novecento sino al 950, diciamo. Non sapevamo niente, di alcuni non sapevamo niente, abbiamo trovato queste poesie, ci hanno dato queste poesie che ci hanno veramente sorpreso per la profondità, per lo spessore, tutte rimate, in endecasillabe, a parte qualche poesia in ottenario, in settenario, eccetera. Però diciamo che c'è spessore e possiamo dire, forse con certezza, che Ossi è il paese che ha dato più poeti, ma sto parlando a livello regionale, perché siamo disposti a sfidare che altri paesi come Ossi non hanno avuto poeti, nel senso, ma non per presunzione, ma per un dato di fatto, per una cosa, come dire, accertata. E questo ci fa solo piacere. Infatti il titolo del libro è Subarnaso Ossesu, non era detto a caso, perché io l'ho preso lo spunto da poesie di corrispondenza con Babbo, che tutti i poeti quando scrivevano facevano riferimento a Subarnasu. Adesso parlandone con gente anche di una certa età, ma che mai te quel Subarnasu? Non lo sanno, ma il poeta che scrive poesie sa cos'è il te Subarnasu, no? Però la gente comune, la gente che non segue la poesia più di tanto, non lo sa, si sta chiedendo te il Subarnasu il tetto. E poi comunque non ve lo dico adesso il tetto, lo chiede voi, e comunque informatevi che non lo sa. Voglio dire che l'abbiamo dedicata al professor Simula, Pietro Simula, era un nostro corrispondente, un giornalista, un uomo di cultura, di profonda cultura, appassionato anche di poesia, che ha avuto l'occasione alle scuole medie di divulgare un po' la poesia ossese, invitando Babbo già dagli anni 90, 93, 94 a presenziare a scuola, e molti ragazzi di quell'epoca, che adesso sono quarantenni, 45enni, almeno una poesia di Ossi la sanno. Ossi, noi visti in Ulichia, però come ne va che persuaso, che vulti sarise che Monteraso, quella era l'inizio di una moda che ha fatto babà buono. Però la poesia di Ossi, che dice: Vida mia sepolta in seda mala, tra coltera de ardes e battijos. E poi per dire la rima che non ti ricrie. Sono abitanti tuo, piga e fala, su un caccado corrente a ferro ligios. Saghegia è porta in mezzo a Tremontigios, che è una è poi facile perdersi adesso. Per dire queste poesie, ho citato questa per dire che molti ragazzi di Ossi la sanno, giovani di Ossi la sanno, come a me mi fugge, perché il mezzo di Licri è sempre suonare. Comunque, a prescindere da questi particolari qua, il lavoro che abbiamo fatto lo stiamo portando a termine e contiamo di presentarlo a settembre. Siete tutti invitati, ci fa veramente piacere. Poi la serata va ancora organizzata, ci sarà un proseguo dopo la presentazione del libro, ci sarà anche un momento di musica leggera, di intrattenimenti vari, e poi con un rinfresco ci salutiamo tutti e ci facciamo la bevuta là. Senza esagerare però. Ciao. E già andrà bene. Un applauso a Ciccheggio per questa bella iniziativa. Andiamo adelante questa poesia. Zugnari, si la che leggere una. Ce l'ho? E accendere.
Ok. Ma è giusto perché non lo stiamo? Perché di cara hanno un Salvatore, un vicino bravo e travagliatore, è sempre allegro, amichevole, e se sta gattato in mese d'osso, che non rischia mai non si è condotto. Il suo video amico è dotto, in questo mondo tecnologico è corrotto, come essere un angelo in mese d'otto. Un applauso a Zuniari. Ricordare il mio nipote, va bene. Volevo di mio. Già va bene, dai. Va bene. Chiamiamo Giovanni Tedde a leggere un'altra poesia e poi Pinuccio Secchi saremo con la poesia di Pinuccio Secchi e con un'altra tre cantone da serata. Noi ci cuiamo su una serata a meta più ricca a livello culturale e sì, da voi vi pregunto se altro che leggere un'altra poesia. Peppino la deve leggere, non si canta senza leggere una poesia. Prego Giovanni. Maria di una volta mai andata qui, non mi scende mai in questa politica con questa poesia, però a me sono capello sempre cuidare e mi cantano. Poi si calico non deve mettere qualche denunzia, tanto non deve miliare sul ramino di cochina. Una volta nel travaglio, i contenti in autora di questa macchina, intendevo sempre di gusto su Maoro. Chi è stato inquisito e ha potato due sottate intitolata Fura e Corruzione. Male, canto viaghe su inari, chi va che dicizzare e piacere, su fatto e zumma oro a Bubaccari, inquisito con sopra e con mozzere. Pari accogliente in su vari, cassanza e bocaia da zisa e mere, ma un'incrassa alla bennere i juttoso isse con suo politico corruttoso. A Bonugoro e con pena mechina e galuò e semo dende tassas pro a pagare questa mala trassas de governantes con mala dottrina a giuntas mannas nuges e papassas parene un pende che isaghina ma finitia si va che so contos pruitte, son magistrados, non son tontos. Grazie. Bella Giovanni, complimenti. Come chiamiamo a Pinuccio Secchi, poi la cara legge Pierino, un'altra poesia. Finendo questa serata deve essere più ricca, ma sono mancato 8 poete, tutto buona malattia, e poi sono intrattenimento, c'è Emanuele Sara, Perricheggio, Gavina Fiori, e poi tanto stasera è stata un po' più povera, dai, non si cuiamo un po' gusto. Pierino, si lascia pronta la legge tua, o poi tu e Pino? Bene, dai. Io voglio tornare a Sassarese e per non rimanere troppo serio vorrei recitare una poesia che un po' è satirica, un po' la satira un po' è quella che mi attira, e il dialetto sassarese è anche molto adatto, per un po' condito, un po' diciamo, scusate una piccola parolacetta, però Grillo col Vaffa ha formato un partito, e quindi è una poesia che non si riferisce a nessuno personalmente,
e quindi si descrive una debolezza umana come tante ce ne sono e tutti siamo soggetti ai pregi e ai difetti. Si intitola L'uvaci dolsu. Forse in politica abbonda un po' questa. Non v'è bisogno da ciappallo di frequenti, che già ti passa una borsa d'ugna tanto. Ti fazzi faccia buona e complimenti, ma a Dareddu va una linga che è un incanto. Quando lo vedi, arrivendi da lontano, fai di tutto per ciambare carriera. A chi si t'agganza ti dice buonasera e attacca la giarra tu che ne di la mano. Cari amici, vi consiglio, siete attenti, diteli ciao ciao e a vedersi sani. Fede così e siete gabbisani, passate dritti e fate finta di niente. Ma se per caso la fortuna t'ha mullato, ti fermi a salutarlo per educazione, ciarametti te ne poca montoni e ne esci con lo capo a tambainato. A tananzi ti dà sempre ragioni, ti piglia a linga e tu ficaci che hai netto. A ragioneggia di cose mali e cose buone, con la soggiarra ti gioia lo zaibetto. Mi si t'attrive a confidare un segreto a settidoni che conosci ba sinceri. Gli dai retta che gli credi di consetto e invece ti bruciano che fuoco e lo prageri. A chi si rifatti di qualcuno hai nominato di zendere una critica innocenti, ecco a te. Fui che ti sei fidato, la ruffianata ti arrivi in continenti. E vedo comprite un poco l'inghiguro, da tutto neggia pigliando di bammacco, ma ripardi, poni in moto lo tamburo, per attrappati la faccia e dati attacco. Fra tanta gente si cura sempre lo ridorso, chi quando racciappi non ti senti mai sicuro. Se tanta mari è proprio un facidolso, chi quando gira l'angolo ti si manda a fanculo. È bella Pinuccio. Non ti canna ricordare re, prima di noi. Prego Pierino De Villa, non leggere una poesia. A sentende, sì. Tanto, so così da nonna mia. Nonna mia me ne arraiata. Non ne sa a luogo che ne essere invitato, su chi non ischisi, che ne fanno mare. In mezzo c'era mezzo e non ti misciare, e in domanzena accetta su guidato. A notte manna nessuno deve cercare. Non ande sa sora e usto de genare. In camera letto non entra d'improvviso, zocca e nara. E scusate, è permesso. De un'educazione sa regola custasa, si guida sa diventa buona e giusta. Ma da giovane non sono applicata, tra poco anni forse si dimenticata. Bella Pinuccio. Pierino De Villa non manca mai denne, non impara a noi a leggere poesia. Come che altro che legge poesia, una poesia, Gabriele che legge? Sta iniziando, ma ancora l'appello dopo è cambiato il tempo. E da cui Peppino che ti scalda. Tanto non si canta senza non leggere una poesia. Poi anda bene così. Abbiamo stato a fare il frischetto Questo sono usos e trastes di una ia. Sono triballos o antigos e peraulas che sono giovani da come non ischiano ma anche tagarellare che non hanno mai inteso, però questa colpa è nostra che non le siamo ormai imparato. E noi che in questa poesia abbiamo fatto la proposta parissar de frases paraulas antigas e mestieris negais una scuta che è capitata de pazienza come usos e trastes de una ia sos trastes e triballos de una ia e carcatrizzo che ha poi trattato a mentos de lontana giovania e calicuno oe lo ha pamentato. Sorgiovanos de oe manco inteso e non ischi su significato de queste paraulas de tempo su atteso che niuno li sa mai insensato.
carrulante, carro d'umbarella, loros, craviga, sisuia, aiuale, verdas, meccanica e puntale, frulimento scollare di monella. Oria, sarvada, saentale, timona, sagotta, somanile, degussarato, ruzzo e umile, fatta raspa, il gubbia e bistrale. Pinnetta o pinnetto, suguile, lamas, morghigliolas, labiolu, arrucco, vassiale, sumidile, aisco smurica, frocchidda e culo. Saccaia, sementosa, madrigato, lunatica, la chinza o mesulana, bittello traila e boe tomato, manalitta slattosa, che fontana. Frasco, uppo, manila, smesadorza, vedinanti, presorzo, scaracolu, frullana, pudaiola, resorza, scarpeddu, sarracco, chinsasciulu, chiliru, sadattu, canistreddu, gorvula, sedattaiola, canistredda, imbuto, tefania e pualeddu con che suicher, che sa mesichedda, putare, illistrire, isisticcu, ponne raica e a saccarrare, varzone, zappo e marrapicco, faghere in cresta oppure a scartare. Gabbano e cucutto, indie fritta, samarra, cosse, chimbentone, lattranga, ragasa e berritta, garzasa e ferrato si scarpone. Crannuca fuso, prolino e lana dell'arzu, profilonzana o tessitora, frasco, sippone, farda, sippone, chinsutana, cuccale, stetile e brusa ancora. Manata, mannuio e samanna, soma e misura prometire, lussia e orrio, intrissidu e canna e spola, protessere e bordire. Quinzulu, istarello, mesana e corfuledda, ispana melina, murina e groga, prammina trizza, retina e soga, bertula sacco, saccappane da schedda. Fochile, cannittu e tripitarzu, sistoia, sistante e magheritta, suroccu, salomera e lumenarzu, sumoiu, sabrocca, sabrocchitta. Piccapedreri, ortulano e massaio, pastore, mastruelinna, sabatteri, frailarzu, mastruepanno, remenaio, crafonaio, sappatore e binzatteri. Ammentare non lo spotto tutto, meta restano olvidados, solo gustos che appo connotto e simparo de sos mios antenados. In questo mondo moderno attuale nos semur da gussera estresiados, circamus menzos, ma non es cabale, pro culpa nostra, solo smenticados. Grazie. La capito. E quella mera trattos, che non sempre era più. È un mondo antico, mestiere, che non bisogna più. Bene, Peppino, non legge una poesia e saremo questo trio turrittano. Intanto lo compito, vabbè dai, come ti finì Peppino, a Maria Rosaria Manca lo fare apposta, questo Manzano noi abbiamo mandato un messaggio con Bobore Marceddu, anzi pensai al casero della Ciappari, no, che invece no che la papi. Mi ha mandato un sonetto di Risi e questo Manzano l'ha mandato su complimentos. E mi ha mandato questo ottava. Quando rezzo sus tuos complimentos, o senti in coro consolo e allegria. E mi illudo che scriva poesia con dechidos profundos sentimentos. Sus chi leggende mi rendene contentos o de ramparos de gozo e allegria. E Deo in suo momento mi recreo, ma chi sia poeta non vi creo. Tanto la riposo. Quando chiama s'ammusa a concilio est un'opere arte ogni sonette. In su Parnaso tenes domicilio e de giusto chi loves ed in defette. Né uno de noi si è cucca o Morette, né Dante, né Omero, né Virgilio. Marceddu, non ti conto guai maduro, ma su gradulo de ne tue puro. Bobore Marceddu è un poeta che viene sempre con noi, si so lo giro che facciamo in Salligna ed è un efferi di Via Bennere, però fu legato a un'altra poetessa che di Via Bennere, Isangela Gasole de Lula, quindi i saputo si è sentita male
e quindi noi beviamo né una né altra. E ti va bene pure Giovanna Sannai con issa di Eurosì e quindi non sono bene, no? Bene, noi cerramos la serata in musica, in allegria, con Maria Rosaria Sanna, Pinuccio Secchi e Costantino De Lugo, se non faccio. Sì, Costantino De Lugo. Fate un applauso che è musica libera. Piglia l'amore. Piglia l'amore, abbraccia chi sta fortuna, azza in alta la rona, li raggi di doccori, corri senza filmati, piglia l'abbracci spalti, piglia la destro, sì, non si la piglia mirate. Ora andiamo all'Argentiera, che c'è freddo. La billetta. L'Argentiera no? Di coso Ah!
Bene, bene, grazie a Maria Rosaria, Sanna, Pinuccio Secchi, che fa che derotto dai pittore, cantante, suonatore e poeta. E grazie a Costantino De Lugo che sono venuto a fare compagnia. Come no? Noi vi ringraziamo di essere venuti e vi diamo appuntamento a altre occasioni che hanno a essere a Natale di sicuro definitivo, che siamo in altra vita dai 27 di Triula, che siamo in Azzara, poi altro concorso in altra vita, Seneghe, Cotronzano, quindi fino a Natale in Ussi non faremo altra serata. Convitiamo a non cantare che sono arrivati a pizza calda, poi vado a altra cosa e non mandiamo su un musso tutto un pari. Però che si vuole salutare pure a Dolores e a Rosa, che sono frettolita, siamo in schivo e viene su come fare bene. Grazie per nos hai fatti cullare sei poesia in Medabella, grazie per il suo impegno e per noi ponere a pare dei suoi pensamenti e dei suoi sentiti vostri. Grazie a tutti. Di pure si saluto e si ringrazio per essere stati in noi che poi del tempo la pazienza di aspettare qui ci sei come su fritto un'altra che non ha mai morto a Nemmo, spero che non chieda a noi. Come tanto Mariello poi in cui si va a pausa un mossievane. Grazie a vosaltros. Grazie ancora a mezzo anno.